Gloria al Signore. Pochi versi volevo condividere con voi, così come li troviamo scritti in Isaia, capitolo 43, dal primo verso. Alleluia. Isaia 43 dal primo verso. Alleluia. Gloria a Dio. Leggeremo fino al verso 7. A Dio sia la gloria. Amen. Ma ora così parla l'Eterno, il tuo creatore, o Giacobbe, colui che ti ha formato, o Israele. Non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Quando passerai per le acque, io sarò con te. Quando attraverserai i fiumi, non ti sommergeranno. Quando camminerai nel fuoco non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà, perché io sono l'Eterno, il tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo Salvatore. Io ho dato l'Egitto come tuo riscatto, l'Etiopia e Seba al tuo posto, perché tu sei prezioso ai miei occhi, perché sei stimato e io ti amo. Io do degli uomini al tuo posto e dei popoli in cambio della tua vita. Non temere, perché io sono con te. Io ricondurrò la tua discendenza dall'Oriente e ti raccoglierò dall'Occidente. Dirò al settentrione da e a mezzogiorno non trattenere. Fa venire i miei figli da lontano e le mie figlie dall'estremità della terra. Tutti quelli, cioè, che portano il mio nome, che io ho creato per la mia gloria, che ho formato, che ho fatto. Amen. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore e spero che la parola del Signore possa rincuorarci questa mattina, consolarci, già a sentirmi dire non temere e considerando chi mi dice non temere, io dico, grazie Gesù. Alleluia. Alleluia. C'è una particolarità nella Bibbia, sapete, non è una scoperta che ho fatto io, l'ho letto in un commentario. Ci sono 366 espressioni nella Bibbia di questo genere, non temere. 366 volte c'è questa espressione, non temere. Se consideriamo che in un anno ci sono 365 giorni, e se consideriamo che c'è il giorno bisestile, no? Ogni 4 anni, 366 volte, il Signore ci dice non temere, una per ogni giorno. Amen. Oggi non temere, domani non temere, dopodomani non temere. E i giorni che verranno non temere, perché il Signore è fedele. Amen. Il Signore è con noi ogni giorno. Amen. Alleluia. Isaia stava attraversando un momento di grande tristezza, prigioniero a Babilonia, e il Signore interviene con la sua parola, incoraggiando, facendo delle promesse meravigliose. Qui, proprio in questo libro, Isaia, viene descritto il Messia, il Salvatore. Alleluia, 800 anni prima della venuta di Cristo, Isaia vede la descrizione di Cristo Gesù. Promesse di salvezza, un avvenire glorioso, alleluia, per il popolo che stava attraversando un periodo di grande difficoltà. E quando si è in distretta è difficile essere ottimisti, vero? È difficile. Ma nulla è difficile se hai Gesù nel cuore. Alleluia. Anche se stai attraversando un periodo di difficoltà, di tristezza, sai che il tunnel non è infinito. C'è una fine nel tunnel.
e quella luce è lì per noi. Gloria a Dio, dobbiamo solo confidare nelle promesse del Signore. Alleluia, e tutto diventa più facile. Alleluia. Ma ora così parla l'Eterno, il tuo creatore. O Giacobbe, colui che ti ha formato, o Israele. Dio parla al suo popolo come l'Eterno, come il creatore e come colui che ha formato Israele. Parla al suo popolo come se fosse Giacobbe e come se fosse Israele, perché vuole ricordare al suo popolo che prima di diventare Israele era Giacobbe. È vero? Amen. Alleluia. E quindi dice: grazie a me sei diventato Israele. Tu sei una nazione. Io ti ho formato. Io ho voluto che tu sia una nazione, anche se adesso sei in cattività, sei prigioniero di Babilonia, tu rimani il mio popolo. E possiamo comprendere come a volte, anche se siamo nelle difficoltà, noi continuiamo ad essere figli di Dio. Amen. Alleluia. Quindi non ci disperiamo, non vogliamo perderci d'animo, non temere. Dice il Signore, perché io ti ho riscattato. Io ti ho riscattato, ma sta parlando a un popolo che è prigioniero, però sta dicendo io ti ho riscattato, e il popolo, recependo questa parola, può dire: ma in che senso mi hai riscattato? Io sono prigioniero. Però Dio dice io ti ho riscattato, è una parola profetica. Alleluia, ti ho riscattato, ti ho comprato, ho pagato per te e ti ho acquistato, tu sei mio. Amen. Ma in che modo? Gesù ha pagato il prezzo sulla croce per la nostra salvezza, per il nostro riscatto. Amen. Alleluia, siamo costati, non una somma, non c'era somma, il prezzo più alto, il dolore e il sacrificio di Cristo Gesù. Amen. Perciò questa parola, io mi auguro, abbia un effetto potente nel tuo cuore. Non temere. Alleluia. Perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome. Tu sei mio. Io ti ho chiamato per nome. Bella questa affermazione. È vero, papà, mamma, quando nascono i nostri figli, gli diamo un nome. Sono i nostri figli. Noi abbiamo scelto un nome che li caratterizza come nostri figli. Amen. Dio ci ha dato un nome. Questo nome ci caratterizza come figli di Dio. Israele. Amen. E anche se non siamo nazione di Israele da un punto di vista politico, siamo l'Israele spirituale. Siamo il popolo di Dio insieme ad Israele. Gloria a Dio. Non so come e perché, ma Paolo dice che anche Israele ancora oggi continua ad essere il popolo di Dio e rimane il popolo che Dio ha scelto. E Paolo dice: noi siamo l'innesto, i figli adottivi, siamo stati adottati, ma il Signore ci guarda come un solo popolo, come un solo gregge. E voglio dirti, tu sei prezioso, noi siamo preziosi, tu sei prezioso, preziosa per Dio. Alleluia. Perché? Perché Lui ti ha riscattato, ti ha chiamato per nome. Alleluia. Che bello sentirmi di Dio. Io appartengo a Dio. Tu sei mio. Io appartengo a te, Signore. Amen. Amen. Alleluia. Meravigliose promesse. Quando passerai per le acque, io sarò con te. Non sta dicendo tu stai attraversando le acque e io sono con te. No, ma quando passerai le acque, io sarò con te.
Amen? Amen. Gloria a Dio, perché se il presente fosse roseo, noi non conosciamo il futuro. Nel 2024, che sta per finire, possiamo dire il Signore è stato fedele, vero? Il Signore ci ha aiutati, ci ha liberati, è intervenuto in tante occasioni. Possiamo dire grazie Signore. Nel 2025 io non conosco cosa mi accadrà e cosa accadrà a te, ma so che se io e te dovessimo passare per le acque, il Signore sarà con noi. Quando passerai per le acque, io sarò con te. La mia preghiera non deve essere, Signore ti prego non fammi passare per le acque. Ma la mia preghiera è, fondandomi su questa promessa, Signore, stai con me e attraverserò le acque insieme a te, mano nella mano con te. Alleluia. Quando attraverserai i fiumi, non ti sommergeranno. Amen. Anche questa è una bella promessa, vero? Quando attraverserai i fiumi, non ti sommergeranno. Alleluia. Certe cose nella vita sono come un passare per le acque o attraversare i fiumi e talvolta l'acqua giunge fino a livelli che è difficile sopportare. Ma la promessa del Signore è che quando attraverserai i fiumi non ti sommergeranno. Amen. Amen. Forse il livello sarà alto, continuerai ad avere quel livello, il massimo che potrai sopportare, perché Dio ti conosce e sa le forze che hai e dove arriverai fino a sopportare. Oltre quel livello sappi che Dio non lo permetterà mai che quel livello superi. Alleluia. Un'altra promessa: quando camminerai nel fuoco non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà. Possiamo dire grazie Signore. Non so la vostra storia, ma so che ognuno ha la propria storia. Alleluia. Se potessimo raccontarcele, chissà un giorno, se Dio lo vuole, ci raccontiamo le nostre esperienze, il nostro vissuto, le nostre esperienze, un po' la nostra testimonianza, no? E tutti insieme possiamo riconoscere, è vero, Dio ha fatto in modo che ho camminato per il fuoco, ma veramente il fuoco non mi ha toccato. Sono arrivato fin qui. A me succede questo quando guardo il passato, no? Il mio vissuto, le mie esperienze passate, e dico, Signore, come sono arrivato fin qui non lo so. Posso solo dirti grazie, Signore, perché ho trovato un Dio fedele. Il Dio che è fedele, anche quando io non lo sono verso di Lui, Lui è fedele verso di me. Alleluia. Perché io sono l'Eterno. Signore, perché fai questo? Perché queste promesse? Perché mi dici che quando passerò per le acque tu sarai con me, quando attraverserò i fiumi non mi sommergeranno, quando camminerò nel fuoco io non sarò bruciato, la fiamma non mi consumerà. Perché tutto questo? La risposta è perché io sono l'Eterno. È una risposta, amen. E viene da Dio, alleluia. Perché io sono Dio, non sono un uomo che può mentire. Amen. Io sono Dio e ti amo veramente. Amen. Io sono amore, Dio è amore. Amen. Perciò queste promesse. Tu sei prezioso ai miei occhi. Versetto 4. Perché tu sei prezioso ai miei occhi. Quindi perché io sono Dio, perché tu sei prezioso ai miei occhi. Alleluia. Quanto disprezzo a volte troviamo nel mondo. Perché sei straniero, perché sei evangelico, perché non ti comporti come gli altri, che sei diverso. Già questo concetto inizia dalle scuole
elementari, no? I ragazzi sono più diversi, più timidi, sono bullizzati, è diverso. Per quanto diversi possiamo essere, ognuno di noi è prezioso agli occhi di Dio. Amen. Alleluia. Amen. Alleluia. E quindi dico, nel mondo non troverai mai nessuno che ti amerà quanto ti ama il Signore. Alleluia. Alleluia. Tu sei prezioso ai miei occhi perché sei stimato. E io ti amo. E addirittura dice, io do degli uomini al tuo posto. Cioè la sorte che dovrebbe toccare a te, intervengo io, Dio. A te ti salvo perché mi appartieni. Altri prenderanno il tuo posto. Chi sono questi altri? Quelli che non accetteranno mai la grazia di Dio. Purtroppo prenderanno il nostro posto. Ma noi scamperemo. Gloria a Dio. Amen. Amen. Alleluia. Anche questa è dimostrazione dell'amore di Dio verso ognuno di noi. Poi il Signore ama raccogliere il suo popolo. Erano prigionieri, erano dispersi alcuni, e dice, io ricondurrò la tua discendenza dall'Oriente all'Occidente. Dio ama raccogliere il suo popolo. Amen. Per questo siamo qui. Amen. Quando veniamo in chiesa è perché Dio ama vederci insieme. Amen. Alleluia. Non è un qualcosa da sottovalutare, sapete? Poi ne sentiamo di tutti i colori. Signore, lo posso servire anche a casa mia? E chi lo dice di no? Mica c'è scritto al contrario nella Bibbia. Però il Signore si serve anche in chiesa. Amen. Perché così gli altri vedono che tu vai in chiesa. I miei vicini vedono tutte le domeniche, lunedì. Ma voi siete evangelici, vero? Sì. Amen. Amen. Io servo il Signore. Dio ama radunare il suo popolo, raccoglierci. E qui il Signore ha stabilito che ci sia la benedizione e la vita in eterno. Amen. Alleluia. Quanto è bello e quanto è caro che i figli di Dio vivano insieme, condividano insieme, stiano insieme. Amen. Amen. Alleluia, perché qui il Signore ha stabilito che ci sia una benedizione speciale. Amen. E noi vogliamo tutta questa benedizione, tutta quanta. Guardate, Amen. io voglio essere benedetto dal Signore. Amen. E tu? Gloria a Dio. Alleluia. Il Signore vuole benedirci. Amen. Alleluia. Sono certo che nel 2025 ognuno di noi avrà le proprie difficoltà. Ma come fai a saperlo, fratello? Perché finché viviamo sotto questo cielo, guarda, io non leggo l'oroscopo e niente, siamo contro queste cose. Mi viene da ridere quando sono quelli che raccontano, dico, ma quanto è bravo! E molta gente purtroppo ci crede, perché nel cuore non ha Gesù. Ma se nel cuore hai Gesù non hai bisogno, che qualcuno che studia le stelle ti racconti il futuro. Il mio futuro è nelle mani di Dio. Amen. Lui sa ogni cosa, il Signore mi rassicura. Vedete, quando camminerai nelle acque io sarò con te. Attraverserai i fiumi, le acque non ti sommergeranno. Quando camminerai nel fuoco, la fiamma non ti consumerà. Gloria a Dio! Amen. Sì, può darsi che nel 2025 dovremmo attraversare il fuoco, camminare, attraversare i fiumi, ma gloria a Dio, l'Iddio che sta parlando a Israele è l'Iddio fedele, che ancora oggi, in questa mattina, dopo secoli, parla ancora all'uomo e sta parlando a noi. Amen. Amen. Alleluia, gloria al Signore. Leggo un verso. Io sono l'Eterno e fuori di me non c'è Salvatore. Alleluia. Versetto 11. Io ho annunciato, salvato, predetto, non un Dio straniero tra voi. Voi me ne siete testimoni. Io sono Dio. Amen. Amen. Voi siete i miei testimoni, che io sono Dio. Alleluia. Gloria al Signore. Alleluia. Voglio concludere leggendo gli ultimi versi di Matteo,
capitolo 28, quando Gesù dà questo grande mandato, no? Ai suoi discepoli. Vi ricordate? Qual è il grande mandato? Andate per il mondo e predicate l'Evangelo a ogni creatura. Il grande mandato cosiddetto, no? Poi alla fine si conclude con questi versi, queste parole di Gesù, molto belle. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. Amen. Amen. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni. Amen. Il Signore è con noi. Amen. Amen. Alleluia. Vogliamo affrontare la fine di quest'anno e ancora l'inizio del nuovo anno con questa meravigliosa consapevolezza. Amen. Signore, tu sei stato sempre con me, sarai con me ancora. Non mi lascerai e non mi abbandonerai. Amen. Amen. Alleluia, perché? Perché tu sei Dio. Tu sei il mio creatore. Tu mi hai fatto. Amen. Sono prezioso per te. Alleluia. Alleluia. Dobbiamo chinare il nostro capo, gloria a Dio.